Il primo elemento che ho messo da quando abbiamo fatto la fondazione è la chiarezza e la trasparenza, quanti soldi raccogli, dove li metti e come li usi. Questo credo ci abbia premiati perché siamo arrivati ormai a raccogliere oltre 70 milioni di euro e a investirli dove tutti possono vedere che sono stati investiti e a raggiungere i risultati che la ricerca ci ha portato è ovviamente l'obiettivo che noi ci poniamo. È con grande orgoglio che il fondatore della Città della Speranza annuncia le modalità delle celebrazioni dei 25 anni di attività della Fondazione, che si dedica alla raccolta delle risorse a sostegno della ricerca per la cura delle malattie più gravi che colpiscono i bambini. Una mobilitazione che coinvolge da sempre tutti, in primis il Comune di Vicenza, che offrirà sabato gli spazi del Teatro Comunale per un doppio appuntamento, una conferenza pubblica di presentazione degli obiettivi raggiunti e delle prossime sfide raccolte, ed una cena di beneficenza per una raccolta straordinaria di fondi che per l'occasione vede il coinvolgimento della confraternita del Baccalà alla Vicentina. Non è la prima volta che aiutiamo Città della Speranza perché apprezziamo il grande lavoro che hanno fatto, un investimento anche finanziario imponente e anche il fatto che è frutto di grande solidarietà e di grande volontariato. Sono qui anche in veste di assessore all'istruzione perché questa solidarietà parte e deve partire dall'educazione. Abbiamo coinvolto le scuole della ristorazione che doneranno il proprio tempo sabato sera per servire gli ospiti e anche donando qualche prodotto loro.